l'ONU e tanti scienziati degli Stati Uniti in un recente congresso fatto a Parigi, gli animali sarebbero nell'estinzione numero 6, quindi la sesta estinzione di massa che da secoli, diciamo, colpisce il pianeta Terra. Quindi stiamo alla fine di 1 milione di specie di animali. Che può succedere tranquillamente? Allora, calcola che il 75% della coltivazione è grazie all'impollinazione degli insetti, quindi il cibo scarseggerà di brutto. Quindi partiamo da questa cosa qui. Quindi tutti gli animali che usiamo, tipo galline, tutti gli animali che noi mangiamo in effetti, sono tutti a rischio estinzione, quindi ci sarà molta fame, ci sarà la siccità come vedi in questa fotografia, quindi non credo che sia una cosa utile. Quindi diciamo che stanno cercando di fermarlo, ma no, i cani no, in effetti qua si parla del mondo vegetale, del mondo animale, in effetti. Qui si parla di animali d'allevamento, dell'impollinazione degli insetti, cioè la verdura non ci sarebbe più. Diciamo nei prossimi 50 anni, ragazzi, non è che sia tanto lontano. Quasi 10 milioni di animali sono in estinzione, cioè è una cosa pazzesca. E più di 5 milioni di insetti, di quasi 1 milione sono in pericolo di estinzione. Quindi calcola che le persone hanno bisogno del legno come fonte di energie, 5 miliardi usano la medicina naturale e il 75% della coltivazione ha bisogno dell'impollinazione degli insetti. Quindi vedi, no, no, servono perché l'impollinazione artificiale sì, ci può stare, però il 75% lo fanno gli insetti, quindi è un casino, ragazzi, a finale. Quindi l'ONU, gli scienziati, tutti, ciao, voglio. Quindi sono molto preoccupati e devono porre rimedio a questo, cercare di fermare questo punto di non ritorno, perché il caldo sta aumentando, la siccità aumenta, quindi la temperatura del pianeta Terra è in aumento. Quindi invece dell'era glaciale, come avevamo detto in tanti video, mi sa che facciamo la fine degli insetti fritti qua. Friggiamo anche noi con questo calore che arriverà. Quindi l'ONU avverte. Quindi ragazzi, secondo me, se ci sarà questa estinzione di massa, sì, sì, ma questo qua, Jenny, questo è uno studio, non è per questo calore che ci sta ora, eh. Non è il calore di questi giorni o quello che verrà a preoccupare l'estinzione degli gli animali. Questa è una cosa a lungo termine, quindi non è il calore di oggi, capisci? I ghiacciai ci stanno sciogliendo, non è un problema di oggi, quindi già da tanti anni se ne parla. Quindi in effetti non è un problema che oggi fa caldo, dopodomani farà 47 gradi, è un problema che già da anni e anni se ne parla, quindi hanno fatto questo congresso. Allora, la... è bruggiolato, sì. Ragazzi, allora, tutto questo schifo, chiamiamolo così, è vero che dipende un po' anche dalla natura, ma però un po' ce l'abbiamo messo anche noi, dai. Quindi diamo la colpa anche a noi stessi e non solo al pianeta, che è vero che ci sono cambiamenti climatici, però è pure vero, ragazzi, che un 40-50% la colpa è anche nostra. È una cosa che succede sempre, sì, d'accordo Marco, però è anche vero che noi l'abbiamo accelerato, capisci? Noi con l'inquinamento che abbiamo fatto l'abbiamo accelerato e sto scritto nel rapporto dell'ONU di 100 volte la media che doveva andare, quindi diciamo che poteva accadere fra 400-500 anni, invece qua si parla già di 50 anni.
Cioè noi abbiamo accelerato questa. E cambia continuamente nome, quindi difficilmente cambia un account al giorno, Alessandro, quindi è un casino trovarla. Comunque ragazzi, lasciatemi un commento di che cosa ne pensate sotto al video di questo preoccupamento, diciamo, del clima, questo, diciamo, preoccupamento della setta estinzione di massa degli animali, non parliamo, poi era la nostra dopo quella, diciamo, degli animali, perché se animali e piante muoiono dopo tocca a noi, quindi in effetti come dice Francesco toccherà ai nostri figli, diciamo, questo guaio. In effetti noi già non ci saremo più, quindi sì, sì, la colpa è dell'uomo, Alessandro, quindi la colpa non la possiamo, è del pianeta, che è vero che ogni tanto cambia un po' le cose, però noi l'abbiamo proprio accelerato, è come se il pianeta cammina con la prima e noi abbiamo messo la quinta, quindi la maggior parte. No, Alessandro, se lo saprei, figurati, andavo io. Quindi noi abbiamo come messo una quinta, ragazzi, abbiamo accelerato quanto si poteva evitare. Oramai gli scienziati tanti sono d'accordo nel dire che il punto di ritorno, diciamo, non ci sta più, non si può fermare. Non lo so, devo vedere, Jenny, ti dico una bugia. Quindi si poteva evitare tutto ciò, cioè le auto, le fabbriche, tutte queste cose andavano evitate. Ragazzi, siamo non so quante. Ma Alessandro, ma figurati, ma chi ci crede? Ma falli parlare alla gente, Alessandro. Ah, quante volte l'hanno scritto pure a me, quindi è normale, non ti preoccupare, qui nessuno lo pensa, quindi stai tranquillo. E poi parliamoci chiaro, io anche sul canale ho amici gay o non amici gay o cosa o che sia, cosa a me non importa, quindi io. Sì, sì, ma Francesco hai ragione, un problema sui soldi. Allora l'uomo per i soldi ha rovinato il pianeta. Allora questa foto che vedete ragazzi, questa è quindi se vedremo questa immagine in un futuro, i nostri figli, sarà stata la colpa nostra. L'auto, 5 persone in una casa hanno 5 auto. E tutti, ma pure io, adesso quindi io non ho nulla contro nessuno, quindi perlomeno da parte mia siamo tutti uguali, mo indipendentemente dal gay o non gay, a me sono uguali tutti. Quindi ragazzi, ma nemmeno io, guarda, quindi non ti fare problemi. Ma sì, vabbè, Ronaldo 10 auto, ma non è il problema. Allora, secondo me già tanto tempo fa le auto andavano fermate e fatte tutte elettriche, così perlomeno. E secondo te Dragon lo faranno? Secondo te, una tua opinione, secondo te lo faranno questo? Ridurre del 40%, sai cosa significa? Significa fermare quasi le auto, tutte le auto che ci sono in circolazione in tutto il mondo. Qua non si parla dell'Italia, oppure qua si parla del mondo. Significa chiudere le fabbriche, fare, diciamo, mettersi veramente all'opera. Sì, lo so, Jenny, però capisci, siccome ci sta il dio denaro, che sarebbe il petrolio, giustamente queste auto elettriche non le fanno perché dopo il petrolio a chi lo vendono? È sempre, ragazzi, una questione economica. Quindi se io domani mattina tolgo tutte le auto, no, ti faccio un esempio scemo, dico, e le me faccio tutte elettriche. Il petrolio per che cosa viene usato? La maggior parte viene consumato per le auto. Giustamente non lo faranno fare mai questa cosa qui. È come le case farmaceutiche, secondo te un giorno troveranno la soluzione per tante malattie e la metteranno in commercio, secondo te? E dopo tutta sta medicina, ti faccio l'esempio del diabete, il diabete è una cosa, diciamo che sì, sì, finirà prima o poi, sì, però per adesso ci sta ancora, quindi sì, Marco, sì, quindi ragazzi pensate, il diabete è una malattia normalissima, no?
Però se domani mattina è una donna, Alessandro, sicuro, non è un uomo. Quindi partiamo che risolvono, ciao Massimo, il problema del diabete. Tutti questi medicinali per il diabete, a chi vuoi che li vendono? Sì, sì, ho capito, Alessandro, è donna, è donna. Quindi automaticamente se ci sarebbe una cura, ragazzi, non la mettono in commercio perché dopo perdono miliardi, miliardi e miliardi. Il problema è sempre lo stesso. Ciao Marcella. I soldi sono stati la rovina dell'uomo, qua si fa la corsa. Poi voglio capire, quel giorno che vedremo questa foto nella realtà, cosa mangeremo i soldi, ragazzi? Cioè, pure se avrei 10 milioni di euro, starei lì in questa foto qui. No, ancora no, mazza mezz'oretta. Quindi, che cosa ne farei io? Cioè, avrei 10 milioni di euro e starei lì in questa foto che io ho messo mentre parlo con voi. Ragazzi, i soldi non si possono mangiare, quindi a che serve avere tanto denaro se poi non hai più acqua, cibo, non hai più nulla? A che serve? Cioè qua fanno la corsa a chi tiene più denaro, ma alla fine ragazzi il denaro serve solo per vivere normale. Io come ho sempre detto, a me basta quello che serve per campare, per pagare la macchina e il pigione, quello normale, non ne voglio di più. Io voglio solo quello che mi serve per vivere e basta. Se una vacanza si può fare si va a fare, se non si può fare si sta a casa, quindi non è necessario. Quindi questi fanno sta cosa a chi tiene più denaro. Drago, io ammiro la tua fiducia, ma io non li credo. Che vuoi da me? Eh, non si fermeranno davanti a nulla. Io sono convintissimo. Guarda, io ho 43 anni, quindi sicuro forse non lo vedrò, quindi non lo so, perché qua oggi ci sei, domani no, quindi partiamo da questo che fra 50 anni dovrei avere 100 anni, quindi non so se ci sarò ancora. Quindi io penso che non risolvono il problema perché qua ragazzi cercano sempre di fare soldi come tutti quanti noi, sempre a fare questa corsa ai soldi, ai soldi, ai soldi. No, no, 43 ragazzi, 43, quindi in effetti io la vedo così, avere tanti milioni di euro e poi stare in questa situazione, in questa foto. Guarda Marco, io ti dico una cosa, guarda, io ho 43 anni, no? Tutti quanti siamo convinti che nella vita basta le donne, basta il denaro. Io ti dico una cosa, secondo una mia esperienza, io c'è stato un tempo che avevo tanto denaro anche io e ti dico che a un certo punto pure ti scocci. Poi le donne, come dici tu, ci sta quel periodo che ne hai tante eppure ti passa la voglia. Quindi diciamo, sì, quindi ragazzi, sei troppe donne, come dico io, pure ti arriva il giorno e dici mamma mia, un giorno voglio stare tranquillo, rilassato, tanto per dire, Quindi il troppo è sempre stroppio. Sì, sì, ho capito Marco, io volevo spiegare che avere tutto anche non è buono, quindi secondo me pure i miliardari si scocciano, secondo me, di fare tutti i giorni la stessa cosa, di andare a mangiare in un ristorante a 10 stelle, tutte queste cose così. Però purtroppo fanno la gara a chi ne tiene di più, quindi è come una gara. Io tengo 10 milioni, tu 11, io tengo 12. Sì, grazie Black. Quindi è un giro d'affari ragazzi, quindi eh, la fine sarà questa qua, se li mangeranno i soldi poi, che arrivato lì acqua non ce ne sarà, mangiare non ce ne sarà, vediamo se riusciranno a mangiare i soldi. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, lasciate un commento, secondo voi ci sarà questa estinzione oppure no? Le Nazioni Unite con l'ONU e tutti i climatologi, gli esperti dicono di sì. Voi che cosa ne pensate? Ma da Massimo, io perlomeno qua al meridione, diciamo, i soldi a tomba non tengono a banca, cioè nella tomba non ci sono le banche. Quindi secondo me
puoi tenere quando vuoi. Sotto la terra non ti può portare i soldi, come diciamo noi al sud, quindi se li portano, se li portano per bellezza i soldi, vengono, mettono un cassettino nella laterale, nella tomba e pensano quanti soldi tengono. Ragazzi, vi auguro buon appetito. Vabbè, sì, allora, l'esagerazione non è troppo, Dragon, sai perché? Perché in effetti questi qua ci stanno avvisando di quello che andremo incontro. Non è che, diciamo, stanno esagerando, stanno cercando di farci un po' fermarci, diciamo così, però non ci stanno riuscendo. Sì, sì, guarda Massimo, voglio stare bene di salute, non voglio avere i soldi, basta che sto bene di salute. Mi basta giusto quel poco per vivere una vita normale, poi voglio la salute, perché senza, come si dice, senza soldi non si cantano messi, però senza la salute dove vai? Quanta gente miliardaria, ragazzi, come vi ricordate quel famoso, non so come si chiamava, Bill Gates che è morto con il cancro a pancreas, quello aveva miliardi di euro, di euro. Ragazzi, quando arrivano queste malattie non potete fare nulla, potete avere anche centinaia di milioni di euro. Quando è arrivata l'ora, quindi è inutile. Ma a quello mancavano i soldi, ragazzi, oppure una cura. Cioè, avete capito di chi stiamo parlando? Di quello che ha inventato i computer, di tutto. Quindi questo aveva miliardi di euro. Steve Jobs, sì, hai ragione, sì, sì, perciò ho detto, io non mi ricordo chi è. Steve Jobs aveva miliardi e miliardi di euro, sì, ragazzi, lo ammetto, l'ho sbagliato. Questo aveva miliardi e miliardi di euro, mi ricordo all'epoca, e so che è morto con un tumore a pancreas, mi ricordo, se non vado errato. E secondo voi ragazzi a questo mancavano i soldi per curarsi? Dai, questo poteva comprare il pianeta, ragazzi. No, 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 ho sbagliato a dire, era Steve Jobs il fatto del pancreas, non era Bill Gates, no, no, era Steve Jobs. Ho detto una cosa sbagliata, ragazzi. Non mi ricordavo chi, perché mi ricordavo che era nel mondo dei computer, quindi era Steve Jobs che è stato, aveva questo brutto male. E ragazzi, un altro esempio banale, il figlio di Gianni Agnelli che morì, e anche lui aveva tanto denaro, la famiglia Agnelli è italiana, no? Purtroppo il ragazzo è morto, anche lui aveva un tumore, quindi voglio farvi capire che puoi avere tutto l'oro del mondo, puoi avere tutti i soldi, quando è arrivata l'ora non ci puoi fare nulla. Radix Sval, bravo, e non credo che gli mancasse il denaro a quello per curarsi, eh. Quindi voglio dire ragazzi che incontro a queste malattie, con tutti i soldi che hai non puoi fare nulla. Quindi preferiamo stare come stiamo ragazzi, vivere una vita tranquilla, stare buoni di salute come Ricky, a modo napoletano. Sì, sì, lo ricordo, sì, sì. E chi è che non l'ha visto il film Ghost? Dai ragazzi. Quindi, perciò fare questa corsa per il denaro e poi all'improvviso ti accorgi che non puoi più vivere, a che serve? Cioè io la vedo una cosa che non serve a nulla. Beh, non lo so, in giro per l'Italia adesso. Quindi non lo so. Se lo sapevi. Ciao Marco, un saluto a tutti quanti ragazzi, un saluto da Salerno, vi auguro una buona domenica, mi raccomando non vi scassate a mangiare, oggi mangiate leggero perché fa troppo caldo, quindi niente ragù, niente carne da pomodoro, mantenetevi leggero. Quindi ragazzi un saluto a tutti, ciao Massimo pure a te, ciao a tutti ragazzi, buon pranzo a tutti e mi raccomando ragazzi piano piano perché oggi fa cavolo e non va buffato, cioè